Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo con la cronaca. Ha tentato infatti di estorcere 38.000 euro a una donna per mantenere il silenzio sull'attività di modella che svolgeva su un sito erotico, ma lei non si è fatta intimorire e si è rivolta alla polizia postale di Gorizia. Vediamo com'è andata a finire. Denunciato a piede libero un uomo di 37 anni residente a Trieste, responsabile di un tentativo di estorsione ai danni di una giovane donna. La vittima si era rivolta alla polizia postale di Gorizia dopo aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto che le intimava minacciosamente il pagamento di 2 bitcoin corrispondenti a circa 38.000 euro per mantenere il silenzio sulla sua attività di modella che svolgeva su un sito erotico. Non lasciandosi intimorire dal cyber ricatto, la donna ha permesso così agli investigatori di svolgere le indagini informatiche necessarie a ricostruire l'identità e localizzare l'estorsore e a perquisire i suoi sistemi informatici. È stato trovato il profilo utilizzato per inoltrare il messaggio estorsivo, ma anche il wallet, portafoglio Bitcoin con il quale avrebbe incassato il denaro, occultando la propria identità. L'aumento dell'uso delle piattaforme virtuali di intrattenimento a sfondo erotico intensifica i rischi di abuso da parte di malintenzionati. La polizia postale invita quindi a denunciare ogni tentativo di estorsione. E prima notte senza coprifuoco ieri in tutto il Friuli Venezia Giulia. Siamo andati a vedere com'è andata a Trieste, dove il lunedì comunque ha scoraggiato la movida. Una prima notte passata in tranquillità, del resto il lunedì non è proprio giornata di movida. A Trieste nessuna festa per la zona bianca, qualche aperitivo post lavoro, una cena fuori, anche al chiuso dopo molto tempo, e poi un post cena all'insegna della quiete. Tra qualche turista cartina munito alla ricerca di qualche attrazione e tante famiglie di giovani in giro se ne sono visti pochini. Le rive e il Molo Audace hanno regalato un tramonto da cartoline e qualcuno ne ha approfittato per innamorarsi di nuovo. I bar del centro si aspettavano un flusso maggiore al punto che avevano chiamato personale aggiuntivo, in realtà per nulla. Nella zona della movida per eccellenza, via Torino, da ieri è entrata in vigore la norma comunale che impedisce di consumare in contenitori di vetro, dopo che le scorse settimane si era registrato qualche esubero di troppo. Ieri in realtà tutto era molto in tranquillità, i giovani giravano e qualcuno magari immaginava un po' di festa, restando però deluso. Alle 23 i rintocchi di Michez e Jakez, i mori che suonano la campana dalla torre del municipio in Piazza Unità, hanno ricordato che però non bisogna più tornare a casa, non c'è infatti il coprifuoco. Poco distante i rider si riposavano in attesa degli ultimi ordini. Tutto però è finito e qualcuno intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. E da oggi e fino a sabato nel centro vaccinale di Manzano saranno vaccinate tra le 4.000 e le 4.500 persone, lo ha detto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi visitando questa mattina l'hub. Stiamo raggiungendo la capacità di vaccinazione che avevamo programmato attraverso gli hub, ha aggiunto, spiegando che questa sarà la settimana di apertura delle prenotazioni per tutte le fasce. Sentiamo. Una previsione di 4.500 persone con diverse tipologie di vaccini e anche di diverse categorie d'età. Questa sarà anche la settimana nella quale apriamo praticamente a tutte le fasce vaccinabili, quindi è una settimana importante e sono numeri importanti anche per quest'area che oggi ha un centro vaccinale a sua disposizione, quindi un altro obiettivo centrato che ci deve far proseguire nel lavoro importante che abbiamo fatto fino ad oggi, che ci consente di dire di aver vaccinato insomma, molte persone. Aspettiamo nel corso della settimana l'esito delle adesioni che ci può portare ad un risultato importante sul quale non dobbiamo fermarci, dobbiamo proseguire, quindi credo che la prossima tappa sarà cominciare a entrare nella prossimità, quindi andare incontro alle persone
facendo venire meno quello che è il grande sforzo degli hub che stanno raggiungendo la capacità di vaccinazione di massa che avevamo programmato. Questa esperienza purtroppo non è finita, fortunatamente riusciamo ad avere, grazie al lavoro di tanti, condizioni per ritornare verso una vita normale. Per fare questo dobbiamo intanto continuare a mantenere quelle precauzioni che abbiamo imparato nel corso di questo anno e mezzo e soprattutto fare il lavoro che porta le persone che ancora non hanno deciso, e ce n'è diverse, a vaccinarsi, perché questo è l'altro grande pilastro di tutto questo grande lavoro che insieme stiamo facendo. E due notizie di cronaca, due gli interventi del soccorso. Questa mattina uno a Lignano, intorno alle 7 per un incidente accaduto tra via Tarvisa e l'intersezione con via Lovato, dove si sono scontrate due mezzi, una macchina e una motocicletta, in sella alle due ruote un albergatore di Lignano che è stato trasportato poi in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine. Per lui le condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi carabinieri del Norm della compagnia di Latisana. E poi un altro intervento, un infortunio sul lavoro questa mattina, sono le 9:30 quando scatta l'allarme in una fabbrica della zona industriale di Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento. Un operaio è caduto mentre stava conducendo un muletto, è rimasto ferito, è stato trasportato però all'ospedale con l'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento. È un progetto del valore di 14.000 euro presentato 3 anni fa da Danieli Automation a Beanatech, aspetta il via libera del Ministero dello Sviluppo Economico. Se ne è parlato in occasione della visita alle due aziende del sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica Vania Gava e dell'eurodeputata Elena Lizzi. Sentiamo. Un progetto di intelligenza artificiale da 14 milioni di euro, frutto della partnership tra due aziende friulane che l'hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico nel novembre 2018 e che ha già superato l'analisi del CNR, attende ancora il via libera da Roma. Il progetto in questione, battezzato Artificial Intelligence for Manufacturing, porta la firma della Danieli Automation di Butrio e della Beantech di Udine. Nato ben prima della pandemia, è comunque anticipatore delle linee di indirizzo indicate da Next Generation EU. L'innovativo sistema si basa sulla capacità predittiva che consente di adattare in tempo reale l'attività di impianti e macchinari alle più diverse variabili, dal fabbisogno energetico alla necessità di materie prime. Tutto ciò è stato illustrato al sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica Vania Gava e all'eurodeputata Elena Lizzi, che hanno visitato le due realtà. Ad essere coinvolte nel progetto sono anche altre due aziende leader di una regione che vuole diventare la Advanced Manufacturing Valley, la Brovedani di San Vito al Tagliamento e la Lima di San Daniele. Il Friuli Venezia Giulia è tra le 73 regioni europee più innovative, ma si trova in un contesto italiano che rimane tra i peggiori del continente, ha detto in premessa Anna Mareschi Danieli, in rappresentanza del gruppo di Butrio e in qualità anche di presidente di Confindustria Udine. Beantech, azienda ICT nata dall'amicizia di due compagni di studi, Fabiano Benedetti e Massimiliano Anziutti, è diventata nel corso di 20 anni una realtà da 150 dipendenti, partner delle più importanti industrie del nord-est. A Butrio, ad accogliere Gava e Lizzi, sono stati il presidente di Danieli Automation, Antonello Mordeglia, affiancato dal CEO Alessandro Ardesi, mentre il vicepresidente di DGEMET, Marco Ometto, ha presentato il forno digitale Q1, che grazie ad un innovativo brevetto mondiale consente di ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica per la fusione, sia riducendo i consumi sia adattandolo alle fonti rinnovabili. Sui 14 milioni di nuovi investimenti, sostenuti per metà con fondi statali e regionali, si attende a questo punto lo sblocco. Il nostro ruolo è affiancare e supportare le aziende che vogliono investire e non complicare loro la vita, ha affermato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, che ha detto di confidare nel decreto semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri per evitare che progetti strategici come questo finiscano nel libro dei sogni.
E segnali di ripresa nel porto di Trieste, crescita record per il ro-ro dalla Turchia, mentre il traffico dei contenitori resta stabile. Positivo anche il mese di aprile per il petrolio, che sta riportando lo scalo a un saldo positivo. A Monfalcone l'attività è penalizzata invece dal mercato automobilistico servizio. Nonostante il Covid e il blocco del canale di Suez per circa una settimana, i dati dei primi mesi del 2021 sorridono al porto di Trieste. 6 contenitori hanno registrato una crescita rispetto al 2020 del 4%, con oltre 250.000 automobili movimentati. A dare numeri record sono i ro-ro, che consolidano ulteriormente il loro andamento positivo, più 32%. A far segnare dati negativi sono le rinfuse solide, meno 9%, e liquide, meno 17,6% a causa del petrolio, che ha portato a un calo dei volumi complessivi movimentati in porto del meno 9,5%. I valori del singolo mese di aprile fanno però intravedere incoraggianti segnali di ripresa, con il relativo beneficio a cascata sui volumi complessivi dello scalo giuliano, che per la prima volta dopo la pandemia evidenziano una crescita a doppia cifra, più 20,4% sul mese di aprile dell'anno scorso. Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, la pandemia sembra ormai alle porte, almeno per i traffici, con il ritorno ai livelli pre-Covid, con 3.045 treni operati nei primi 4 mesi, più 8,52%, e sul singolo mese di aprile con un rialzo del 40,4%. A Monfalcone invece la movimentazione delle merci nei primi 4 mesi ha visto un calo dell'11,3%, riconducibile al settore delle merci varie e a quello delle rinfuse solide. Rassicuranti segnali di ripresa per il settore contenitore, più 30,5%, negativo invece il comparto veicoli commerciali, causa le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e componentistica elettronica, di cui sta risentendo l'industria automobilistica e il suo indotto. Le attività produttive di Gemona con meno di 9 addetti potranno accedere a un contributo una tantum stabilito dall'amministrazione comunale. Gli importi variano da 1.000 a 3.500 euro a seconda di tipologie e caratteristiche delle attività. Isabella Gregoratto. Il Comune di Gemona sosterrà con un contributo una tantum le imprese in difficoltà che operano nel territorio e che hanno un massimo di 9 addetti. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale, che ha deciso di adottare una serie di misure e interventi per supportare il territorio al fine di fronteggiare l'emergenza da diffusione epidemiologica da Covid-19. Le attività individuate alle quali sono destinati 1.000 euro sono commerciali al dettaglio, servizi alla persona, artigianato artistico e tradizionale, bar e ristoranti, agenzie di viaggio, strutture ricettive turistiche non professionali e servizi pubblicitari. L'importo sarà elevato a 2.500 euro per palestre e piscine e a 3.500 euro per le attività aperte dopo il 10 marzo del 2020. Per accedere al contributo, le imprese dovranno aver subito una riduzione dei ricavi pari o superiore al 30% nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 31 dicembre del 2020. L'amministrazione comunale di Gemona ha anche approvato il PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Dagli anni '80, spiega il sindaco Roberto Revelant, non si metteva mano a questo documento che consente di monitorare, progettare e pianificare interventi utili a migliorare la fruibilità degli spazi e l'accesso agli edifici per tutti i cittadini. Ed è stato inaugurato questa mattina il caffè bistrò sorto all'interno della storica stazione di servizio di Butrio, realizzata nel 1962 da Marcello D'Olivo. La riqualificazione della struttura coincide con il centenario della nascita del noto architetto delle officine Danieli, la cui stazione di servizio ne rappresenta linguaggio e visione. Gli spazi esterni progettati seguono e accompagnano la lanterna che si riaccende dopo parecchi anni, generando nuovi luoghi di incontro e socializzazione. Territorio, cucina di prossimità, qualità degli ingredienti e del servizio offerto sono i tratti che caratterizzano il progetto delle officine caffè e bistrò. E con quest'ultima notizia si chiude anche il nostro telegiornale delle 12:30, ma vi do appuntamento tra pochissimo con A voi la linea, con collegamenti dal nostro territorio. Un buon pomeriggio.